Don Maurizio, la comunità di Favara l'ha accolta in maniera straordinaria, presente anche l'Arcivescovo, una cerimonia sicuramente toccante. Quali sono le sue emozioni in questo momento? Ho incontrato un popolo favarese dal cuore grande, dal cuore generoso. Già in questi giorni mi sono incontrato con il Consiglio pastorale, con il Consiglio degli affari economici, con i vari collaboratori e mi sono accorto veramente di questo dono così bello, il dono dell'amicizia. Io ho vissuto questa celebrazione eucaristica con gioia, con fede, sapendo che adesso da domani inizio a lavorare per questo popolo santo di Dio che il Signore mi affida. Ci sono i sentimenti, così come ho detto nell'omelia a fine celebrazione della Santa Messa, nel discorso di saluto, ci sono sentimenti di gioia, ci sono sentimenti di trepidazione, ma ci sono anche sentimenti di speranza, perché so che il Signore sarà sempre davanti a me, mi darà la grazia anche di poter fare tante belle cose. Ma alla fine, lo dico sempre, il sacerdote, se riesce a far amare e conoscere l'amore del Signore Gesù, già ha fatto tanto. Buon cammino, Don Maurizio. Grazie. Una cerimonia toccante per l'insediamento di Don Maurizio qui alla parrocchia dell'Idria. Una grande festa e lei ha detto anche che è un cammino pastorale carico di responsabilità. L'avvicendamento dei parroci mette in gioco sempre tante emozioni, ma io sono convinto che mette in campo anche quella che a me piace chiamare una promessa di futuro, un'occasione di crescita, tanto per la comunità quanto per il parroco, che dopo aver dato e ricevuto nelle comunità precedenti si trova pronto a dare e a ricevere nella nuova comunità. E la crescita della Chiesa è quella missionarietà, diciamo, a chilometro zero, no? Che ci porta a spostarci e quindi a incontrarci e arricchirci in modo reciproco.